Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Continuiamo in questa puntata dedicata alle associazioni di valore e adesso scopriamo un'associazione che circa 30 anni fa ha dichiarato guerra ad una terribile malattia, l'AIDS, ed è un'associazione che si chiama CESVI che sta riuscendo a vincere per fortuna questa battaglia. Stasera la conosceremo e torneremo a parlare con lei del grande aiuto che anche noi possiamo portare a fasce di popolazione che spesso si dimenticano quando si parla di AIDS. Parleremo questa sera soprattutto di neonati e allora do subito il benvenuto a Chiara Magni, responsabile della comunicazione di CESVI. Buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. E allora, io ho detto che CESVI è quasi 30 anni che sta facendo veramente una lotta incredibile, per fortuna a buon fine, possiamo dire, contro l'AIDS. Allora, dove operate e in che modo? Sì, noi siamo un'associazione appunto umanitaria che si occupa di lotta alla povertà in genere in tutto il mondo, in oltre 30 paesi del mondo. Tra le varie battaglie che abbiamo iniziato c'è stata quella contro l'HIV, appunto come dicevi tu. E abbiamo cominciato la nostra attività nel 2001 in Zimbabwe, che è uno dei paesi più colpiti da questa terribile malattia. Figurati che all'epoca oltre il 30% della popolazione era seropositiva. Quindi abbiamo iniziato in questo paese davvero martoriato dall'HIV con un protocollo sanitario che poi è stato adottato anche dal sistema sanitario nazionale dello Zimbabwe che prevede proprio di intervenire nella linea trasmissiva del virus dalla mamma al bambino, quindi per impedire che da mamma sieropositiva nasca un bambino anch'esso sieropositivo. E insomma siamo partiti nel 2001, adesso dopo tanti anni di attività i risultati si vedono e cominciamo davvero ad avere generazioni di bambini sani e quindi insomma questa battaglia è veramente una battaglia che si può vincere, però insomma dobbiamo fare ancora molta strada, abbiamo ancora molta strada davanti, i dati sono rincuoranti ma insomma, non ci possono far star fermi ancora. Assolutamente, non bisogna assolutamente stare fermi, tra l'altro diciamo che il 1° di dicembre è stata la giornata mondiale di lotta contro l'AIDS, allora in quella data è partita anche una vostra nuova campagna con uno spot molto bello che adesso vediamo, poi vi spiegheremo bene che cosa possiamo fare tutti insieme per combattere l'AIDS. Vediamo subito lo spot. Questa bambina è stata salvata dall'AIDS grazie a un tuo SMS. Questa medicina che salva la sua mamma è la tua telefonata. Questi bambini sono nati sani grazie a te. A te? A te. Ma in Africa l'AIDS non è sconfitto. Chi aiuterà altre migliaia come lei? Chi farà nascere sano lui? Invia un SMS al 45508 o fai una telefonata da rete fissa. A colpi di telefono Bombardiamo l'AIDS in Africa. 45508 per il CESVI. salviamo più bambini. Regaliamo più vita alle mamme. Ecco, allora salviamo più vite, regaliamo più vita anche alle mamme. Questa nuova campagna del CESVI si chiama Fermiamo l'AIDS sul nascere. Fino al 21 dicembre possiamo fare tanto, come vi ho detto, basta veramente poco. Con un messaggio si possono donare 2 euro o con una chiamata da rete fissa da 5 a 10 euro. Il numero lo vedete, è 45508. Per tutta la puntata vi rifaremo vedere questo cartello e passerà addirittura anche una scritta con il numero da comporre per sostenervi. Allora abbiamo detto, avete iniziato in Africa a guardarvi intorno, avete fatto tanto, ma perché abbiamo detto che è una battaglia che sta andando bene, ma perché c'è ancora bisogno di fare tanto? Qual è il tassello sul quale bisogna insistere? Allora, l'accesso alle cure a questo punto possiamo dire che c'è, ma che cosa manca? Sì, c'è tutto ma non abbastanza, cioè sono ancora 34 milioni le persone con l'HIV nel mondo, sono quasi il 50% in meno la quantità di persone di nuovi infetti, i rapporti insomma, che appunto sono stati pubblicati il 1° dicembre ci rincuorano, ma ci dicono anche che la battaglia è ancora, soprattutto nei paesi dell'Africa, i paesi più poveri, non è vinta, insomma il 70% quasi dei sieropositivi vive nell'Africa subsahariana e questo è un dato veramente, è un'incidenza molto alta, laddove insomma in Italia riusciamo più facilmente ovviamente ad avere accesso alle cure antiretrovirali e quindi ad avere una vita abbastanza insomma, dignitosa nonostante la sieropositività, ecco che in Africa ancora invece non ce la facciamo, nel senso che l'accesso alle terapie antiretrovirali non è un accesso per tutti, quindi bisogna fare molto da questo punto di vista, ma ancora prima dobbiamo far capire alle persone quanto è importante sapere se sono sieropositive o meno e quindi effettuare i test. Un test costa
costa 9 euro in Africa, in Zimbabwe, quindi pensate è veramente pochissimo, con poco diamo la possibilità a una donna magari incinta di sapere se è seropositiva e a quel punto di decidere di sottoporsi alle cure e far nascere sano il proprio figlio, quindi bastano 9 euro per cambiare 2 vite e quindi insomma con pochi sms cambiamo le vite di persone dall'altra parte del mondo e tutto sommato insomma è anche affar nostro, visto che siamo tutti abitanti dello stesso pianeta. Sì, è affar nostro sapere che dei bambini possono nascere sani, ecco, dei bambini che sono ad altissimo rischio possono cambiare la loro vita da subito, perché sennò sarebbero condannati veramente a qualcosa di terrificante. Allora, se ne parla troppo poco di questi bimbi che corrono il rischio. Allora, i bambini quando è che possono incontrare questa patologia? Possono riscontrare questo virus addirittura quando sono ancora nella pancia o se no durante la nascita o nei primi mesi durante l'allattamento? Come funziona? Diciamo che da mamma sieropositiva il bambino recepisce diciamo, il virus al momento del parto, proprio perché insomma, il parto stesso è un momento in cui lo scambio di sangue, insomma c'è la possibilità di trasmissione del virus e poi dopo anche con l'allattamento, ma diciamo che il momento particolarmente insomma, pericoloso per la trasmissione è proprio il momento del parto. Noi diamo della terapia antiretrovirale sia alla mamma durante la gravidanza e poco prima del parto che al bambino sia al momento della nascita, quindi appena nato e sia pochi mesi dopo, insomma lo teniamo monitorato e diciamo che l'incidenza dei bambini salvati con questo protocollo è altissima, cioè dell'altissima percentuale di bambini che in questo modo nascono sani da madre sieropositiva. Ecco, io vorrei dire che solo nel 2011-2012 avete aiutato oltre 3 milioni di persone, sono tantissimi, tanti di questi sono piccolini che possono giocare, insomma crescere, diventare, magari realizzare i loro sogni, che è quello che auguriamo a tutti i piccoli, che siano italiani, stranieri, che vivono in Africa, magari non li incontreremo mai, non è importante, l'importante è sapere che tutti possono avere la possibilità di avere diritto semplicemente alla vita. Ecco, allora visto che continuiamo a vedere il cartello, voglio ripetere anche il numero 45508 per donare con un sms 2 euro o con una telefonata da 5 a 10 euro, ripetiamo esattamente dove andranno i nostri fondi. Abbiamo detto si può fare qualche cosa perché le mamme possano fare un test per capire se c'è bisogno, andranno in questo senso i nostri fondi? Andranno in questa direzione, verranno distribuiti dei test dell'HIV sia in Zimbabwe che in Congo, che sono i 2 paesi in cui stiamo operando su questo fronte, verranno date le terapie antiretrovirali alle mamme incinte, sarà dato loro un supporto psicologico per convincerle anche, perché insomma c'è anche una battaglia culturale, ricordiamoci che dobbiamo sempre portare avanti, sono paesi spesso e volentieri in cui l'informazione non arriva e non arriva abbastanza, quindi ci occupiamo anche di supportare queste donne a livello psicologico, a livello sociale, poi nel momento in cui scoprono di essere sieropositive spesso magari cacciate dai propri mariti e quindi si trovano anche in una condizione di isolamento e di difficoltà sociale, quindi insomma noi interveniamo un po' a 360 gradi, dall'informazione alla prevenzione, alla distribuzione dei condom, alle terapie antiretrovirali, al test dell'HIV, insomma cerchiamo di affrontare questa malattia a 360 gradi. Ecco, l'ultimo minuto io lo vorrei dedicare insieme a te alla rivoluzione culturale un po' che serve. Allora nel nostro paese a fatica abbiamo anche imparato che proteggersi è fondamentale perché ci sono patologie che veramente in un attimo si possono riscontrare e cambiano il nostro destino. Abbiamo imparato stasera il destino anche di chi possiamo mettere al mondo. Ecco, in Africa abbiamo detto che all'inizio erano un pochino restii, la popolazione si fermava, non voleva, soprattutto magari le donne che poi devono anche sopportare il peso della società, di quello che pensano gli altri di loro. Ecco, in 30 anni com'è cambiato anche il vostro ruolo? Siete visti in modo diverso? Siete benvoluti? Siete cercati? Sì, devo dire di sì, a parte che insomma, mi dai la possibilità di dire che anche in Italia abbiamo ancora molto da fare, se ne parla ancora poco, è vero che qui la conosciamo, ma soprattutto i giovani dai 15 ai 24 anni, insomma, si è un po' abbassata la guardia, se ne parla un po' meno di HIV, invece ricordiamoci che insomma proteggersi è sempre importante, anche insomma, qui in Italia non è una patologia sconfitta. Sì, in Africa siamo ovviamente dopo anni di battaglia in prima linea, adesso anche nelle zone più remote,
più della savana dove operiamo siamo guardati con meno diffidenza, però insomma c'è ancora molto da fare anche in questo senso, bisogna cominciare, insomma bisogna lavorare sempre a fianco delle persone attraverso operatori locali, infatti CESVI sempre insomma in tutti i paesi in cui opera si appoggia alla popolazione locale, la maggior parte delle persone che lavorano per noi sono lavoratori zimbabuani, ugandesi, congolesi, questo permette di arrivare più davvero dentro il tessuto sociale delle nazioni nelle quali operiamo, certo, perché trovare la chiave giusta per parlare per dialogare, la lingua giusta e per anche arrivare perché al poi messaggio. insomma il loro futuro è nelle loro mani, non nelle nostre. Assolutamente sì. Allora, grazie infinite a Chiara Magni per averci raccontato dell'esperienza fantastica del CESVI, delle grandi opportunità di vita che il CESVI dà, e grazie anche per averci fatto scoprire che tutti noi possiamo darvi una mano. Fino al 21 dicembre basta un messaggio o una telefonata al 45508. Con un piccolissimo gesto si può fare tantissimo, cambiare la vita soprattutto di milioni di bambini. Sì. Mi raccomando, però lasciamoci dicendo anche che bisogna fare tantissimo, ricordiamo questo anche nel nostro paese, certo. Per cui parliamo ai più giovani, agli italiani, proteggetevi anche voi, mi raccomando. Va bene, allora grazie infinite, grazie al CESVI, grazie anche a voi per averci seguito. Oggi l'appuntamento con 7 Sera finisce qui, subito dopo di noi ci sarà l'appuntamento con i motori e noi ci rivediamo domani sera. Buona serata a tutti.